La Tolenghe, la Totiere, una documentazione sui pras, sui flums, sui boschi, con la voce de Int, per conoscere il rapporto di un popolo con le sotiere. Osin da Lavie fra Colorete e Bresse. Esatto. Col signor, Del forno franceschino, il colore di Prat. però sai che lui ha un sorenome. Checo? Checo, perché assillata a Colorete a domandare di Franceschino e nessuno mi sapeva dire qui calè. Nasciuto il vicino di Avost dal 1928. Ecco, lui ti ha riguardo su queste lavie che vengono. Sì, perché hai sempre fatto il contadino e hai sempre praticato insomma, questo ambiente. E i primi riguardi mi ha detto che sono torre i 5-6 anni. Quali erano? Quando venivi a portare di mangiare, che erano a SH per i pras. E lui al partive di chiesa torce ore a portare di... Oh, dopo scuola, eh? Ah, dopo scuola. A mezz'ora e mezza. Sì, sì, sì. Venivi a portare di mangiare. E lui si ricorda chi si Sì. che attavano la... E il feng, tutto col falsetto, insomma, non meccanicamente, poi in tutto manuale, esatto, tutta mano. Chiaria con la forca, tutto, quelli con le restiere, sì. E altri allora chi a Tora era in plen di pras. Non mi pras. E mi diceva anche gran fossare. Fossalons, gran fons, che riceveva in laghe dell'avie. Dell'avie. Perché quando avevi venuto tante laghe a straripave e aveva furte fossai. Ma altri sa facevi che strade, chi la lavie era in qualche modo la strada? Esatto, anche perché i campi avevano il transito, insomma, di passare per qui e avevano ognuno il loro ingresso per entrare dentro il campo. Allora col chiaro si arrivava qui, il campo era lì, si lavava su. Si lavava su, sì. E quando veniva plene, purtroppo là che dopo a straripare fu per i campi. Ma era anche un ben, perché tu ti ricordi che si chiappava su dai fossai? Esatto, il deposito. Liet, insomma, così chiamato, di fues, di che robe lì, che dopo viene consumato, se lo portava dal campo come concetto. E lui mi ha detto anche che le robe si sono cambiate sull'aspetto da modificazione del territorio. Altro che, dopo hanno spenuto in Besonski e dopo come anche polizie, perché avevano tutta la porcaria di Nere, di Martignà, e come invece ti hanno proibito che chi veramente corno me aghe. E allora hanno fatto una strada che in banda? Sì. Fatto una strada? 20 anni fa hanno fatto una strada che praticamente chi non viene corno me aghe, ecco. Però i fossai sono stati stapponati? Altro che, come perché hanno fatto arativi, si hanno tapponato gli fossai. E allora come l'aghe accordo me chi e a Vaiù? A Vaiù, sì. Un'altra roba che mi diceva che era una gran fossale di fronte alla gleseuta dei roveri. Poi che fossale era quasi un piccolo lago? Ad esempio è suoi. Ma era tanto più grande un suoi perché mi diceva che era profondo. 3 metri di profondità. Ma vas, grande, tiene tanti che ha che si usa. Perché lì è il chiam di ballone, no? Come sì, il calcio, sì. Ma era più grande un chiam di ballone? Altro che più grande, sì. E allora quando lì laghe veniva su... Gli entrava dentro lì, si pioveva lì dentro. E dopo plan che in 2 giorni si veniva deponuto, insomma si assorbiva tutte queste acque. E tu che di colore si ricordi, no? Perché altro che? E tal mies proprio era un gran ruolo, tal mies da suoi. Era un gran ruolo. Che quando veniva la plena di acque, insomma sì, da suoi, si vedeva nemmeno la sfuori dal ruolo. Veniva tutto sott'acqua. Era profondo, un 3 metri, poi 3 metri, 4, 3 metri, sì. E lui dopo, prima il portava di mangiare, ma dopo è venuto anche a te, lui? Perché si riunivano in 7 volte di nuovo, venivano a 6 fens, col falsetto, a mattina, a 3 mesi, 4 di mattina partivi.
che dopo non sportava in collezione. Sì. Allora qualche d'un altro. Sì, che lo sportava in collezione, sì. E lui si ricorda anche un po' che chi sprasca l'ave a sé, a te hai qualche ricordo particolare, ti ha dato qualche nis? Nis, ma anche volte allora veramente che schiattava tai nis, perché anche volte tutto col falsetto si salvava, si vuole, col meccanismo, con le macchine che si ha, si distrugge. Chi a Tora è restato però qualche prato, no? Ma hanno posto. Voi hanno proibito assolutamente. Voi non è possibile poi toccare un prato. E lui mi diceva che non era come i pras come lavoro chi a Tor, ma si veniva anche a fare feste. Esatto, a Pascute chi si veniva ogni anno. Si aspettava che giornate con tutto il cuore per venire a sbroccarsi per i chiami, si stava tutto il giorno, insomma, no? E ogni prato aveva la sua int, insomma, no? Aveva tante di che int. E anche voi si usa, i giovani si riuniscono in 20-30 di loro e vengono qui anche a fare Pascute. Quindi le AMP con la tradizione, sì, anche mo, tradizione anche mo, sì. Cosa bisogna qualche gioco a Pascute o altri? Qualche bale, oppure si portava io, si faceva ancora io. La tradizione fa ancora io. La tradizione fa ancora io, sì. E altre robe che lui si ricorda di particolare in chi spoesti, quale poi noi essi che così è un bel ricordo per lui. Io ho sempre, grazie a Dio, sempre salute e ho sempre lavorato, però si sa sempre per i campi per qua, ma dopo quei anni si veniva a fare un paint, si lavorava, insomma sì, perché passi un franco perché c'è tante miserie, e ho sempre miei ricordi perché si era tranquilli, ecco. Nessuna roba bella come sei, dai pras, no? Dai pras, dai presenziani, ecco. Presenziani. Un'altra roba che hanno modificato, hanno fatto un gran bus, perché come l'aghe a Vegnu, no? Sì. Vegnu di corse, allora... Allora che, come allora il fatto che veniva straripate per tutti i campi, ultimamente. E allora hanno pensato, dopo tanti anni, di fare queste buse che, non sai, 1000 cubi di acqua che riceve lì, e così come per il momento la campagna si pinete. Per intanto disgrazie allora, di chi si ricorda? Io dice che hai, io i miei ricordi da presenzianca non si metterai fica a capo, sicuro, o di sì per me figli. Se avessi saputo a 2 o 3 mesi che passò il falsetto sulla scheda e venivo, sei contento come paschi. E a misdire poi si tornava a casa, no? E chi scolor dai pras? Io ho anche molto al tu, quanto t'avi? Sì, io che vedo che il biel feng, il biel rose. A mattina, si può dire fresco, un piacere. Io mi ricordo un anno giovane, aveva un 16-17 anni, e allora perché si leva a contratto perché passi un franco, no? E allora un uomo che allora è forte, e mi diceva denanto, e sentivo la falsità da le gambe. Però io avevo fatto la notte, perché non al paese io usavo a fare la seconda di lui, la tradizione, la festa del paese. No? E a 12 mesi mi ha detto, domani a 12 mesi vieni a partire. E hai chiappato e sono disvestuto a casa, e gli avevo la chiave tutta, e ho chiappato il falsetto e si viene giù. E a 11 tornavo in su, io e lui avevamo insieme 2 chiamme di fenga con il falsetto. Io che roba. Allora io ti saluti e ti disgrazie. Prego. Mandi.